Appuntamenti in agenda per domenica 5 novembre. Santa Margherita Ligure celebra la commemorazione del 4 novembre. Alle 10 corteo da Piazza Mazzini per la deposizione delle corone di alloro in diverse lapidi cittadine. Alle 11:30 poi la Santa Messa nella Basilica di Santa Margherita. A Villa Durazzo, sempre a Santa Margherita Ligure, dalle 10 prosegue il convegno dedicato alla famiglia Durazzo e al legame con la città, organizzato dall'Associazione Gente di Liguria in collaborazione con le associazioni Tigugliana, Presidio del Libro e Tiguglio APS. Nell'ambito delle iniziative per il 4 novembre, a Recco, alle 10:30 in via Fieschi, inaugurazione del terzo Cammino della Memoria. Alle 17 poi nella sala polivalente Franco Lavoratori, inaugurazione della mostra fotografica Saluti da Recco, il Ponte dei Sospiri, a cura di Carlo Guglieri. Tornano i concerti aperitivo al Teatro Sociale di Camogli. Alle 12 il duo Max Planck presenta Portraits con musiche di Martino, Paganini, Piazzolla e Alzorven. Taglio del nastro a Genova per una nuova ambulanza della Croce Bianca genovese. La cerimonia inizia alle 12 nello slargo antistante la chiesa di Sant'Antonio in Boccadasse, in Corso Italia. A Sestri Levante, nel nome di Santa Caterina, visita guidata con approfondimento sul tema degli oratori e delle confraternite. Partenza e ritrovo da Palazzo Fascia alle 14:30. Castagnata del Sestiere Cappelletta a Rapallo, dalle 15 nel campetto sportivo di Via Fico, distribuzione di caldarroste, castagnaccio e dolci, pomeriggio in musica anche con il DJ Stefano Garofano. Appuntamenti in agenda per lunedì 6 novembre. Nell'ambito delle iniziative per il 4 novembre, a Recco, alle 9, nella sala polivalente Franco Lavoratori, proiezione del filmato Consegna Medaglie d'Oro. Alle 10:30, nella sala del Consiglio Comunale, l'apertura della mostra temporanea Recco sotto attacco a cura dell'associazione Le Arcate. Artisti minori o sconosciuti, lo stupore di un patrimonio artistico inesplorato e inatteso è il tema della lezione di arte del docente Gianluca Lizza nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari, alle 16:15 nella sala livellaria di Via del Pino. Alle 17 alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante nuovo incontro con Fantasticamente, letture per bambini e famiglie, ottobre con letture d'autunno. L'Arcidiocesi di Genova propone il convegno Uguali per Costituzione, il cammino da fare, primo di una serie di incontri aperti alla città. Alle 18 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale interverrà il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.